Eppur si muove. Scomodare Galileo Galilei per commentare le ultime novità del calcio dilettantistico nostrano è pretenzioso, ma rende l'idea. Non c'è immobilismo. Il Comitato regionale Veneto ha organizzato una consulta in remoto per fare il punto su alcuni aspetti legati alla stagione in corso e alla ripartenza. È stata decisa la costituzione di 2 commissioni di lavoro su tematiche calde come l'annualità delle categorie giovanili e i criteri di ripescaggio. Per le annualità si lavora a 2 ipotesi: blocco delle annate e slittamento con istituzione dell'Under 18. Nelle prime squadre le annate dei fuoriquota quasi certamente rimarranno le stesse di questa stagione. Per quanto concerne invece i ripescaggi, considerato che non potrà essere presa in considerazione solo la classifica provvisoria 2020-2021, un'indicazione pare certa, ovvero quella che i gironi l'anno prossimo non saranno da 18 squadre. Per il resto si rimane in attesa, via libera già dal 26 aprile per gli allenamenti di gruppo. La ripartenza sarà graduale, ma a livello nazionale si sta lavorando per proporre manifestazioni anche a rapido svolgimento.